Non stavi bene, uno che aveva osteria una volta. Cioè, io ero fuori dal pito e era uno che Stava bene, insomma. sì, di fronte agli altri, Ma di fronte adesso, diciamo, non sai che si sta ma seguendo. di fronte adesso io ero un po' lontano perché non detto ecco. E lui, su che ha detto, mi diceva, che aveva fatto i giochi che dai, L'osteria con cucina faceva. cosa facevi da mangiare? Tutto, Cioè, cosa? Ma aveva anche spuntini, non so, non so. beh, i puntini era folpi, bacca fritto, pezzetti, saghe in saor, e dopo cominciava a fare che cena, cominciava i sati, i poastri, i durei, perché era tutte le teste, i coi, e allora vendevano del PIA, ecco tutto. Chi era che apprezzava sta roba? La moglie. E la gente mangiava i satti, i covi. Beh, dillo qua. Ma io andavo via, insomma, Che vinto avevi? lì ne trovo al monastero, che trovare un certo bambino. Dunque mi trovavo lì, facevo i mediatori di quei, e io avevo il furgone da bestiame e via, sai. Mi lo pagava lui, quando non me lo potevo. E mi menava a casa e mi pagava anche il dazio. Prima della guerra. Sì, del 39. Con San Martino, siccome che andiamo in Africa a trovare gli amici, con San Martino, ho trovato il dinaro, pagavo a un franco e 5 centesimi posto a casa. Porta a casa. Dasio a parte. E dassi a parte, sì, dopo dassi a parte. Dove vendeva un franco e 80, 20 centesimi l'ora. E dopo ho fatto su anche un piccolo appartamentino là, con Benedetti, che vestiva i 13 anni, e era sui passeggi. E ora mi andavo a fornirmi a. Questo di un anno della Graspa che avevo venduto, ho fatto su un appartamento di 1 milione di tempo. E la vendeva nella osteria? Sì, vendeva l'osteria, vendeva porta e Graspa da lì fuori. Vendeva quelli di case usati? No, ma erano tutti qui che andava al mercato, qui a Basso Sant'Angelo, qua in Favoretto, era qui nato la Grassa, qui i cari. Tutto Basso Sant'Angelo e lo pare qua. Perché era l'unica strada che portava. Era da che altra? Era più lunga da fuori a Paraguay. Perché siccome che Portacalli era cavallerista, era le caserme, era dentro dove il Giardino adesso, era il caserme, era tutto. Era cavallerista, artiglieria, era tutti i cavalli, era tutti questi Basso Sant'Angelo, andava la Grassa e passava. E tutti si chiamavano, andata e ritorno tutti i cucchetti della Grassa. Oddio, di cosa vedi? Qui faceva ciò, era papagani mi portava salari o uovi o cade poastro, ecco, tutta una nostra così. Che iniziativa dovrei. Tanta che ne avevo. Ma che differenza che era fra clientela dei casi usati e questi qua dei contadini invece? No, che i contadini per me era clientela sana, perché mica stavo dentro bene, e ai piatti era mantenuti, si può dire. Mi toccava materiali e mi pagava quando si poteva poi, mi faceva pagare perché sono stato il mio operaio ora, perché io che. Ma stava peggio l'operaio o del contadino ora? Beh, O la viceversa? maggior parte dei contadini erano i massagliotti grossi che aveva, ma credo che era mezz'aria, poi che moriva a fame come l'operaio. Ecco, dopo adesso, sempre la distinzione anche del contadino, perché io ero qui in affitto, chi era a terra sua.